io sono Filippo De Pieri, ho 24 anni, lavoro qui all'Leroy Merlin al reparto vernici. Mi sono arrivato al centro per l'impiego in un momento in cui ero disoccupato, non avevo lavoro da 6 mesi e mi ha contattato Manola del centro per l'impiego per la professione di magazziniere, perché io ho fatto richiesta per questa professione qui. Con Filippo mi sono subito attivata nell'incrocio domanda-offerta, abbiamo fatto inizialmente un orientamento, abbiamo deciso assieme in quale settore ricercare e vista la propensione di Filippo ad essere presente, puntuale e anche molto comunicativo, ci siamo subito organizzati per la ricerca nel mondo del lavoro come addetto alle vendite. Ho fatto il colloquio con Giuseppe delle risorse umane di Leroy Merlin e la mia avventura è iniziata. Abbiamo deciso di rivolgerci al centro per l'impiego di Treviso nel momento in cui sono arrivato qui nel settembre 2023 perché credo fermamente che dobbiamo ripartire dal territorio per incrociare azienda e territorio. Ho cominciato a seguire Leroy Merlin nel 2022, è stato fatto un lavoro importante rispetto anche alle tempistiche, nel senso che nel momento in cui si è definito di organizzare l'incontro si è cominciato tutta un'organizzazione interna pubblicizzando la possibilità appunto di propormi dei candidati che rispetto alla figura professionale erano in linea. Avere un ente che va a selezionare delle figure professionali con dei must to have, dei nice to have chiari per l'azienda, per noi è sicuramente di fondamentale importanza perché diciamo così va a supportare il mio lavoro di HR nella fase di screening, selezione e interviste conoscitive per i candidati. Da quando abbiamo iniziato a collaborare abbiamo inserito circa 10 persone che stanno continuando il loro percorso professionale di crescita. Durante il secondo colloquio che ho fatto notare la mia voglia di stare a contatto col pubblico, la mia esperienza passata di essere stato già in vendita e qui sono stati molto gentili che mi hanno messo dopo un mese direttamente al reparto vendita, quindi a consigliare i clienti. E vorrei sempre mettere a disposizione di chi magari viene inserito come nuova risorsa quelle che sono le mie esperienze appunto da poter condividere e poter far sì che la risorsa cresca coi valori che ho acquisito io negli anni. Le competenze che ho saputo mettere in gioco chiaramente sono competenze acquisite negli anni che prevedono appunto riuscire subito a creare un rapporto fiduciario con l'azienda, essere molto chiara dei servizi che diamo, cercare di contattare molte volte le aziende appunto, quindi le competenze sicuramente sono quelle dell'ascolto, della fiducia e di dare anche in tempi rapidi dei servizi alle aziende rispetto a tutto quello che riguarda il mercato del lavoro. Oggi penso di essere maturato molto da un punto di vista lavorativo. I miei colleghi mi hanno spiegato parecchie cose, anche perché questo era un mondo che non conoscevo minimamente, quindi mi hanno aiutato molto a formarmi da questo punto di vista qui, anche se ho ancora tanto da imparare.